testimonianze. On je isto tako donio jedan mali magnetofon. Egli portò un piccolo registratore e parlò con tutti i ragazzi nell'ufficio parrocchiale, ma lui era più saggio di me, in quanto agiva da vescovo. Ha parlato coi ragazzi sotto giuramento, li ha messi davanti alla croce e ha detto loro: ragazzi, ora giuratemi che direte la verità. Questo a me non era mai venuto in mente di farlo. Djeco, vi ste sad zakleti da ćete mi govoriti istinu. Da meni uopće nije palo na pamet. I biskup je nakon 2 sata di nekoliko... Dopo un po' più di 2 ore, il vescovo uscì fuori e disse con entusiasmo: ora sono certo al 100%, i ragazzi non mentono, dicono la verità. L'ho presi per mano. Nella sinistra tenevi il registratore, così io lo presi per la destra ed entrammo nel refettorio. I ragazzi erano rimasti davanti alla porta dell'ufficio parrocchiale. Nel refettorio gli chiesi: ma come può lei dire questo solo dopo 2 ore di colloquio? Quali sono le motivazioni delle sue certezze? Io vorrei capire. Io non arrivo a questa certezza. Egli mi guardò e semplicemente, ma con fermezza, rifiutò di discutere su questo argomento e mi disse: come puoi parlare così? Cosa vuoi, che la Vergine appaia anche a te? Kako možeš tako govoriti šta ti hoćeš, bili ti htio vidjeti Gospu? Io sam jednostavno bio... Fui come respinto, ammutolì e tornai nel mio ufficio. Ero addolorato, ma il vescovo aveva annunciato che sarebbe stato presente alla messa. È venuto e ha incoraggiato i ragazzi. Ha detto che era stato a Lourdes e a Fatima, che amava questi luoghi di pellegrinaggio, che conosceva la storia delle apparizioni e che accompagnava pellegrinaggi. Poi è tornato per le cresime e ha detto che questi avvenimenti accadono tuttora qui, come a Lourdes e a Fatima. Quel giorno ha incoraggiato ancora di più i ragazzi, affermando con forza: i ragazzi non mentono, i ragazzi dicono la verità, dobbiamo fare tutto quello che i ragazzi dicono. E i bambini sono entrati come uccelli usciti dal nido. La porta si è aperta ed essi sono corsi verso di me in una maniera talmente spontanea, talmente calorosa da confondermi. E nel mio cuore mi sono detto: certo, non ero in casa e i comunisti li hanno trovati e sono riusciti a convincerli. Hanno dato loro della droga o li hanno manipolati in chissà quale altra maniera. Attraverso i bambini i comunisti hanno provato a mettere in funzione un piano per compromettere, deridere la nostra fede. I ragazzi sono rimasti aperti, anche se non è stato facile per loro, perché io stesso ho esercitato molte pressioni su di loro. Quella settimana vennero 2 sacerdoti da Umaz. Mi ricordo molto bene, 2 giovani sacerdoti che incontrarono in sagrestia la mamma di Vicka e la mamma di Jakov e dissero loro: questi ragazzi sono posseduti. Al sentir quelle parole, la mamma di Vicka ed io ne fummo scioccati. La mamma di Vicka si fece il segno della croce ed esclamò: Dio mio, mi sembra che tutto il mondo mi stia cadendo addosso. Pregai i sacerdoti di essere prudenti, di non essere precipitosi. Ho consolato la povera donna e le ho detto: no, per niente, al contrario. Avrei voluto dire qualcosa a riguardo delle tante cose che potevano essere capite da certe persone, da sacerdoti o ancora da curiosi che venivano in gran numero e che si presentavano come giudici competenti in merito, interpretando tutto a modo loro e parlavano senza alcun rispetto. Era interessante osservare come ciascuno parlava e interpretava i fatti a proprio modo. Si sentiva che nessuno aveva timore di Dio. È per questo che incominciarono a manifestarsi tanti segni visibili
segni miracolosi, i primi miracoli e le prime guarigioni. Occorreva che le persone tornassero in sé e non si permettessero più di fare facili dichiarazioni che qualificassero negativamente i veggenti, che non interpretassero più in modo superficiale e leggero qualcosa che costituiva una tappa, la prima, verso qualcosa di così importante e serio. La Vergine sapeva tutto questo e sapeva come fare per condurci infine per un'altra via. Non è quasi mai emerso che i ragazzi erano stati in prigione, agli arresti domiciliari. Davanti alla porta delle loro case c'era la polizia. È stato dimenticato, ma è la verità. La Vergine ha scelto il Pobardo a Medjugorje come luogo significativo per effettuare un trapianto spirituale, un luogo pieno di pietre, di spine. La Vergine prende i cuori di pietra, li lascia sulla collina e ci dona un cuore nuovo. Lei strappa dai nostri cuori le erbacce e stirpa dalle nostre anime le spine, cioè gli aculei del male, e ci dona le virtù. Così tutto ciò che eravamo rimane sul Pobardo e l'uomo nuovo discende.
che è a Rosario Inoltrato, lo aspettiamo, intanto noi preghiamo. Possiamo incominciare? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Siamo venuti, Madre cara, da ogni parte della terra, ti portiamo le nostre pene, con le gioie e le speranze, o Regina della pace, il tuo sguardo ci consoli, su noi posa le tue mani, supplicando il Divin Figlio, o Regina della pace, il tuo sguardo ci consoli, su noi posa le tue mani, supplicando il Divin Figlio. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La Regina della Pace, prega per noi. Domenica scorsa la Pentecoste, la solennità, il dono dello Spirito, il Paraclito, il coraggio, il vento, il fuoco. Ma lunedì era una festa cara, Maria, Madre della Chiesa, e tutta la Chiesa italiana pregava con Maria per il dono della pace. Era commovente vedere tutti i vescovi italiani riuniti in San Pietro. Ecco, prolunghiamo anche noi questa preghiera per la pace. La pace è dono di Dio. Nel primo mistero contempliamo l'armonia della pace. Maria, sappiamo che oggi il male è forte, ogni giorno è più forte.
desidera distruggere non solo la vita umana, ma anche la natura e il pianeta su cui viviamo. Noi crediamo fermamente che senza Dio non avremo futuro. Il mondo non ha futuro. Maria, rimani con noi. Guidaci affinché scegliamo la conversione, la vita e non la morte, che non ci abituiamo al male. Per questo chiediamo con fede la benedizione della pace di Dio su di noi e su tutto il mondo. Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Accendi il microfono, Irene. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci a tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Scusate un attimo, fermiamoci un attimo, il padre sta entrando, ha avuto un problema. Pronto padre? Si vede che tu puoi vedere. Sì, sto guardando ma non ti si vede ancora. L'ho fatto entrare? Prova a vedere. Devi schiacciare il link che ti ha mandato oggi. Schiaccia quel link. Ma io ho vecchio, No, non il vecchio. Oggi ti hanno mandato il nuovo. Oggi ti hanno mandato quello di adesso, che va bene. Guarda sulla mail, trovi la mail del Sartori, dell'Enrico, schiacci lì e tu entri.
La vedi? Microfono. Apri il microfono. Apri il microfono. Sei arrivato. Ci sei. Padre, allora finiamo il primo mistero, tu attacchi il secondo. Bravo. Finiamo il mistero. Santa Maria. Misteri. Avete misteri di gloria o... Il primo mistero era l'intenzione per la pace con la Chiesa italiana. No, ma quale parte, Rosario? Adesso quello che desideri tu. Oggi è mercoledì glorioso. Bravo. Quello glorioso. che desideri tu, padre. Va bene. Cominciamo adesso col secondo. Sì. Aspetta, finiamo il secondo è finito. Il primo mistero. No, mancano 2. Allora, finiamo il primo mistero, poi dopo dici tu. Grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia Il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta In cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e delle famiglie, prega per noi, per il mondo intero. O Christe Domine, chiudete i microfoni. O Christe Domine Gesù, O Christe Domine Gesù, O Christe Domine Gesù. Ecco, padre. Mistero di gloria, contempliamo un avvenimento grande. Gesù ha raccolto tutti i suoi e ha detto: io torno, vado al Padre, ma Padre mio è vostro Padre. Vado a prepararvi il posto. Dove io vado, conoscete la strada. Apostolo ha reagito: no, non sappiamo la strada. Gesù ha detto: io sono la vostra strada, io sono la vostra via, la vostra verità, il vostro tutto. Ma non avete paura, non abbiate paura, perché io resterò con voi. Stasera preghiamo che Cristo dice la parola: non temere, io non vi lascio orfani. Ai tutti che sono perseguitati con politica, con la guerra, con le armi, con povertà, con orgoglio. Tutto è questo negativo che rovina il corpo di Cristo, la Chiesa e la fede nei nostri cuori. Il mondo ha perso la strada. Signore, tu sei la nostra strada. La tua parola, il tuo Vangelo,
la tua Chiesa. Oh, preghiamo per tutti quanti che hanno perso la Chiesa, che hanno perso la fede, che hanno perso la famiglia. Tu hai consolazione, tu hai grazia di conversione. Oh, donaci, Signore. Ecco, stiamo pregando per conversione del mondo. Padre nostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. misericordia. María, Regina de la Pace, Prega per noi. para el mundo entero. Zdravo, zdravo, zdravo Mario,
Zdravo, zdravo, zdravo Mario. O Gesù, ti ringraziamo per questo grande dono che tu hai fatto a noi, che possiamo pregare insieme come la Chiesa, uniti con te, con la Madre. Madre, quando tu sei andato in cielo, Madre ha raccolto tutti gli apostoli, discepoli, figli e donne. Sono insieme in cenacolo. La Madre ha pregato con loro, ha insegnato a pregare. La Madre ha fatto una grande grazia con la sua preghiera con apostoli. È sceso sopra loro Spirito Santo mentre pregavano. Il cuore è aperto, il cielo è aperto, dal cielo è sceso Spirito Santo. O sono cambiati, convertiti, illuminati. Tutto quello che manca oggi a noi hanno ricevuto apostoli attraverso Spirito Santo. Signore, ti preghiamo umilmente, illumina la tua Chiesa, il nostro Papa, con il nostro Papa e i nostri Vescovi e tutti gli altri sacerdoti, che possono predicare e annunciare che il tuo Spirito ci insegna. O Spirito Santo, vieni, illumina ciascuno fra di noi, che possiamo uscire dalle tenebre e camminare sul cammino, sulla strada di santità. O vieni, Spirito Santo, rinnova le nostre famiglie dove è crollato l'amore, conflitto, odio, mancanza di bontà, santità. Vieni, Spirito Santo, ungi le nostre ferite e guarisci tutti. O guarisci i suoi sacerdoti che sono diventati stanchi o feriti col male. Aiuta tutti i religiosi e religiose che possano, perché hanno sposato la Chiesa e servire alla Chiesa e dare tutto alla Chiesa, che possono col cuore santo, pulito, servire alla Chiesa. O vieni, Spirito Santo, ungi la tua Chiesa e tutti noi con dono della preghiera abbiamo dimenticato. O vieni, Spirito Santo, insegnaci a pregare, insegnaci a amare. Padre nostro. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako i na nebu, tako i na zemlji. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja. So, wie in Ewigkeit und in Ewigkeit. Amen. Königin des Friedens, Regina della pace, per uns und die ganze Majko Božja, Međugorska, moli za nas. Regina della pace, prega per noi. Ecco son davanti a te, gli occhi tuoi mi attirano, prendi il mio cuore, trasformalo, riempilo di te. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Nel quarto mistero contempliamo come la Vergine Santissima è assunta in cielo
Gesù ha fatto una gioia per Madre tutti noi. Lei intercede per noi, prega per noi, aiuta noi. 43 anni, da quando la Madonna attraverso Medjugorje e la sua presenza ha unito la Chiesa da tutte le parti del mondo e ha aiutato ai tutti. Che sono venuti col cuore aperto come peregrini. Ha aiutato ai tutti che hanno accettato il messaggio per mettere in pratica, perché il messaggio è diventato come seme. Seme una volta seminato cresce e porta grande frutto, centuplo frutto. Stanotte, cara Madre Regina della Pace, assunta in cielo, prega per noi, per tutti i peregrini, per tutti chi sono stati come peregrini. Ungi loro con gioia, esaudi e accetti le loro preghiere, i voti. Rinnova le famiglie cristiane, che abbiamo nella famiglia la pace, che facciamo educazione in santità. Che messaggi dalla Vergine Santissima Regina della Pace saranno la nostra regola per la vita. O Beata Vergine Madre, ti ringraziamo per ogni giorno, per ogni parola, per ogni incontro. Oh, ti adoriamo, Signore, e ringraziamo per Madre, che tu hai detto, ecco la tua Madre. Accettiamo la tua Madre come nostra, perché è nostra. Ci ha partorito sul Calvario. Cara Madre, resta con noi, benedici noi, esaudi le nostre preghiere. Padre nostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y no nos dan mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Reina de la Paz, Ruega por nosotros y por el mundo entero. Gospa Majka moja, kraljica mira. Gospa Majka moja, kraljica mira. Gospa Majka moja ti. Gospa Majka moja ti. Nel quinto mistero contempliamo come la Vergine Santissima è coronata in cielo, come regina da tutto l'universo. Ci ricordiamo, Polberdo, 6 veggenti che hanno fatto una domanda come fa bambino al mamma. Come ti chiami? Ha risposto Santissima Vergine, la vostra madre, mi chiamo Regina della Pace. I bambini gridavano sul povero, sappiamo il nome, si chiama Regina della Pace. Ma come questo nome grande, come la luce nelle tenebre durante queste guerre. Quale nome dobbiamo invocare? Solo Regina della Pace. E lei sa dire nostra chiamata, nostro bisogno allora al suo figlio. Lei sa intercedere per noi. Preghiamo stanotte per tutti i peregrini, non solo in Medjugorje, in tutti i santuari nel mondo, che ogni peregrino riuscirà a incontrare la madre, che riuscirà a trovare la madre, sentire la madre e obbedire alla madre. Noi abbiamo primi messaggi scritti sulla sua immagine con 5 prime parole o messaggi che dobbiamo accettare, annunciare, vivere. Primo è chiamata figli, pregate il rosario ogni giorno insieme, pregate col cuore. Secondo è vivete Eucaristia, amate Eucaristia, vivete dalla Eucaristia, offrite
le vostre vite nella Santa Messa, nell'Eucaristia. Adorate al mio Figlio nella Eucaristia, nel Santissimo. Quando siete in adorazione, inginocchiati davanti mio Figlio, sono con voi. Ogni tanto si sente la presenza della Madre durante adorazione. Poi la Madonna ha detto che ogni giorno ascoltiamo la parola divina, lezio divina, che troveremo la Bibbia nella famiglia e metteremo su posto particolare, altare familiare, ogni giorno prenderla e leggere, che si sente la voce di Cristo nella casa. Dove parla Cristo, Satana deve andare via. Non può tentare e rovinare la casa, la famiglia. Questo messaggio chiamata fare digiuno, mercoledì e venerdì, sacrificio. Quinto messaggio è confessarsi ogni mese. Tutti questi messaggi hanno vissuto a Medjugorje e abbiamo aperto la scuola per digiuno a Medjugorje. Imparare a fare digiuno con pane e acqua. Io vado dopodomani sull'isola dove ogni gruppo fa digiunare 2 giorni, mercoledì e venerdì, pane e acqua. E tutti sono felici che hanno prima volta o che hanno già accettato dalla Vergine questa chiamata, fare digiuno. E quinto messaggio è confessione, riconciliazione col Padre e riconciliazione con la famiglia, riconciliazione con noi stessi, con la Chiesa. Signore, Regina della pace, ci ha dato questa ricchezza, ha svegliato noi per iniziare a vivere questi messaggi e con questi messaggi nuova trasfusione nelle vene della Chiesa e grande aiuto alla famiglia per convertire. O preghiamo stanotte che possiamo essere umili e obbedienti alla Vergine Santissima, Regina della pace. Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace, prega per noi. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o Maria, o dulcis Virgo Maria. Signore Gesù, carissima Madre, migliaia di uomini hanno scritto la sua intenzione, si prega per salute del corpo e l'anima, della famiglia, si prega per
guarire la famiglia, per convertire figli o tanti. Sono raccomandate le nostre preghiere. Vogliamo offrirti adesso, Santissima Madre, davanti ai tuoi piedi, davanti al tuo cuore che ci ama. Preghiamo litanie laureatane. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre della Divina Grazia. Prega per noi. Madre purissima. Prega per noi. Madre Santissima. Prega per noi. Madre castissima. Prega per noi. Madre sempre Vergine. Prega per noi. Madre Immacolata. Prega per noi. Madre degna d'amore. Prega per noi. Madre ammirabile. Prega per noi. Madre del buon consiglio. Prega per noi. Madre del Creatore. Prega per noi. Madre del Salvatore. Prega per noi. Vergine prudente. Prega per noi. Vergine degna di onore. Prega per noi. Vergine degna di lode. Prega per noi. Vergine potente. Prega per noi. Vergine clemente. Prega per noi. Vergine fedele. Prega per noi. Specchio di perfezione. Prega per noi. Sede della sapienza. Prega per noi. Fonte della nostra gioia. Prega per noi. Tempio dello Spirito Santo. Prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria. Prega per noi. Dimora consacrata a Dio. Prega per noi. Rosa mistica. Prega per noi. Ore della santa città di Davide. Prega per noi. Fortezza inespugnabile. Prega per noi. Santuario della divina presenza. Prega per noi. Arca dell'alleanza. Prega per noi. Porta del cielo. Prega per noi. Del mattino. Prega per noi. Salute degli infermi. Prega per noi. Rifugio dei peccatori. Prega per noi. Consolatrice degli afflitti. Prega per noi. Aiuto dei cristiani. Prega per noi. Regina degli angeli. Prega per noi. Regina dei patriarchi. Prega per noi. Regina dei profeti. Prega per noi. Regina degli apostoli. Prega per noi. Regina dei martiri. Prega per noi. Regina dei confessori della fede. Prega per noi. Regina delle vergini. Prega per noi. Regina di tutti i santi. Prega per noi. Regina concepita senza peccato originale. Prega per noi. Regina assunta in cielo. Prega per noi. Regina del Santissimo Rosario. Prega per noi. Regina della pace. Prega per noi. Regina della pace e della riconciliazione. Prega per noi. Regina dei frati minori. Prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Perdonaci, Signore.
Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la tua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Don Sebastiano c'è? Don Sebastiano? Sì, ci sono. Puoi dire le preghiere? Ma certo. È la sera di Santa Lucia. Preghiamo per la pace delle nostre famiglie. Santa Rita. Santa Rita, che non ci sia la vendetta, ma che ci sia il perdono. Santa Rita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti e non rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Signore, siamo davanti di te uniti nella preghiera, con te, con la Beata Vergine, con i nostri santi. Oh, ti preghiamo umilmente. Stasera benedici tutti che hanno pregato. Vieni nelle tutte famiglie dove non c'è posto per te e per la tua madre, come a Betlemme. Signore, visita i nostri malati, consoli, guarisci. Vieni nelle famiglie in conflitto, in odio, genitori che sono in guerra. O dona la tua pace, ungi i cuori con la grazia e pace. O vieni, Signore, nei paesi che stanno rovinando, distruggendo tutto. Desideriamo pregare per la pace. Signore, la Madre ci ha detto a Medjugorje, col digiuno e la preghiera possiamo fermare le guerre, o che si ferma la guerra nella Terra Santa, in Ucraina, in Russia, nel cuore di tutti questi militanti, governatori che fanno le guerre. Signore, la guerra è presenza satanica da noi. Che Satana va via, Satana vattene da noi. Noi abbiamo bisogno di pace, siamo creati per avere la pace. La tua immagine è la pace, Signore. O dona la grazia a tutti gli uomini che sono la tua, secondo la tua immagine, la pace. Che pregano per la pace, che portano la pace, che fanno la pace. O per intercessione dalla Vergine Santissima. Signore, dona pane ai tutti affamati, poveri, bisognosi. O dona la grazia, salute, il corpo e l'anima ai tutti malati. Dona alla tua Chiesa nuovi
vocazioni sacerdotali, religiosi. Ti preghiamo, Signore, che tu ci apri il cuore, che possiamo amare i tuoi comandamenti, le tue parole, la tua Chiesa. Apri il tuo cuore e colmi il nostro. Signore, ti preghiamo umilmente, benedici tutti i presenti e bisognosi. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Oh Signore, apri il tuo cuore e benedici il nostro, con pace, con l'amore, con la tua grazia. Per intercessione della Vergine Maria vi benedica Onnipotente Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Il Grazie. Signore mi dà la pace. Grazie. Grazie, grazie. Grazie a te, Padre, grazie a te. Questo incidente, ma io non potevo aprire questo perché ho provato con antico. Con vecchio. Eh? Con il vecchio. Vecchio. Ma io continuavo a chiamarti, ma non rispondevi? Sì. Comunque è andato bene lo stesso, Padre. Abbiamo detto il rosario bene. Ti ringraziamo per questa tua disponibilità. Signore, è una grande grazia, Padre. È una grande grazia. Grazie a Virgilio, grazie a Augusta, grazie Padre Giorgio. Grazie. Ciao. Carmen. Patrizia. Grazie Padre. Simone, quello che organizza il coso. Grazie Padre, grazie. Nico. E sono tutti collaboratori che lavorano. Sì, mi ha mandato email anche Gamba, Francesco, con lui abbiamo parlato con loro. Ecco. Non parlato, pregato stasera per loro e con loro. Grazie a voi tutti che avete pregato, non abbiamo perso il tempo, abbiamo consacrato il tempo, abbiamo ricevuto e cambiato il tempo nella grazia, nella gioia, nella pace. Preghiamo per tutti voi. Buonanotte, buonasera. Buonanotte. Buonanotte, Padre. Padre. Ciao.